When I met you in the summer, to my heartbeat sound. Salve ragazzi, siamo a Peschiera sul lago di Garda. Stiamo per andare con il nostro kayak ad esplorare tutti i canali che circondano questo fantastico paese affacciato sul lago. Seguiteci. As long as skies are blue, you act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the... Ragazzi, quello che stiamo percorrendo ora è il fiume Mincio, che nasce proprio qui dove sostanzialmente il lago di Garda scarica. Il fiume Mincio non è altro che appunto lo scarico del lago di Garda. Adesso lo stiamo percorrendo al contrario per raggiungere appunto il lago ed arrivare a Peschiera. Peschiera del Garda è un comune in provincia di Verona. La sua storia è davvero molto complessa e ciò che andremo ad ammirare oggi è un sistema di mura difensive militari stratificate. In effetti questa città è completamente circondata da mura. Ragazzi, stiamo passando sotto al ponte ferroviario. Un attimo fa è passato un treno proprio sopra le nostre teste e siamo ancora vivi. Peschiera venne fortificata già dai Romani e modificata dapprima dalla Serenissima, poi dall'esercito di Napoleone e infine dall'impero austriaco nel 1800. Ecco le mura della città di Peschiera. Stiamo per raggiungere quelle gallerie che ci porteranno in centro paese. Un particolare interessante è la presenza di alcune fondamenta di un antico ponte scaligero del XIV secolo. Fu demolito dalla Repubblica di Venezia per la sua successiva inutilità, dopo la costruzione di un grosso progetto che inglobava il castello che si trovava all'interno. Ecco sotto di noi le fondamenta dell'antico ponte. Oggi siamo in lago aperto adesso, fuori dai canali di Peschiera e dal fiume Mincio, l'enorme lago di Garda. Sono le onde mosse? Le onde mosse. Le onde mosse. Ora stiamo per rientrare attorno alle mura di Peschiera, però dobbiamo passare sotto quel ponte lì che è piuttosto basso, ci toccherà accucciarci perché è davvero molto basso e in più in questi giorni in cui è piovuto tantissimo il lago è particolarmente alto. Eccoci di nuovo nel canale che circonda la città.
Anche questa pagaiata è terminata, ci vediamo nella prossima avventura. Ciao ciao!